perché sul rapporto unioni di comune e quelli del comune ha molto da dire. Intanto sono io che ringrazio voi per avermi dato questa opportunità che rincorrevamo un po' da tempo, questo nostro girare sul territorio per cercare di riordinare un poco il tutto della filiera. Intanto il mio intervento era previsto in scaletta del pomeriggio, ma poi ci siamo scontrati con gli orari dei voli che ho scoperto per la Sardegna essere allucinanti, che la mattina prima delle 10 non riesci ad arrivare, 10:30, 11, e dopo le 4 non riesci più a partire. Non so se è una trappola studiata ad hoc per costringere a rimanere qui. In ogni caso credo che sia poco funzionale al sistema almeno attuale dell'Italia. Questo incidente di percorso, capirete, mi ha portato a rivedere tutto l'intervento, perché avevo preparato un intervento digestivo, adesso ho dovuto rimodulare l'intervento aperitivo, per cui non so l'effetto finale quale sarà. Spero di non essere caduto nella trappola dell'effetto narcotico, che è quello che poi risolve tutti i problemi. Riflettevo un poco sulle cose dette stamattina e riordinavo le idee che vengono fuori dal girare per l'Italia con una permanenza più o meno costante a Roma. E quindi questo altalenare fra periferia e sistema centrale mi ha portato a collezionare una serie di contraddizioni che, così come stimoli, vorrei offrire a voi, ma più per una valutazione serena e propositiva che per una critica. Indubbiamente stiamo vivendo in Italia una serie di contraddizioni che sono straordinarie e che è difficile trovare altrove. E la cosa più interessante, andando subito alla conclusione finale, è che nonostante tutte queste contraddizioni siamo veramente un grande paese, perché comunque riusciamo ad andare avanti e a produrre in qualche modo, a migliorare, che vi posso garantire, se scendiamo nell'analisi puntuale, non è cosa da poco. Quali sono queste contraddizioni che poi ci riguardano da vicino, perché voglio fare un'antologia delle contraddizioni italiane, ma rimanendo nel campo a noi caro soprattutto questa mattina, abbiamo scoperto già da qualche tempo che uno dei principi fondamentali è che l'unione fa la forza e che l'unione consente di risolvere una serie di problemi. E allora ecco la prima contraddizione. Pur di metterci insieme ci siamo inventati almeno una decina di modelli aggregativi che vanno dai consorzi, agli ATO, alle aziende, alle società per azioni, alle unioni, alla gestione associata, alle comunità montane. Cioè di fatto che cosa abbiamo totalizzato in Italia? Che abbiamo talmente moltiplicato i modelli, variegandoli tra di loro, che abbiamo vanificato l'effetto che volevamo avere, cioè quello di unire. Perché se avessimo in Italia, provate a immaginare, se avessimo in Italia oggi un unico modello di aggregazione, sicuramente potremmo raggiungere livelli di specializzazione e soprattutto di perfezionamento del modello sicuramente superiori. Altre contraddizioni. Il Parlamento spinge in direzione delle unioni, il governo vanifica in buona sostanza tutto questo, e badate bene, non mi riferisco né a parlamenti né a governi di destra o di sinistra, perché siccome si sono alternati abbiamo potuto sperimentare sia la destra che la sinistra, e alcune cose che diceva il professore Fiorillo dipendono proprio da questa, altalenare e le messi dipendono da questo. Io ricordo quando con Daniele Cottigoni ci siamo imbattuti nella finanziaria 2006 e con il sottosegretario Vegas all'epoca dissi: ma le unioni come facciamo a metterle nel patto di stabilità? Mi sembra veramente un controsenso per una cosa che è nata quest'anno o nascerà addirittura
nel corso dell'anno, come si fa a imporle un patto di stabilità su un anno precedente che era l'anno zero? Cioè, è proprio una follia. Risposta: sì, è vero, per le unioni non stanno dando i risultati sperati. Luca dissi: scusami Peppe, mi spieghi come avete fatto questa proiezione? E poi uno pensa che la politica centrale sa qual è questa. È così. E vedi, abbiamo visto un po' di dati, non c'è stato questo risparmio. Ma guardate che molte unioni nascono non per risparmiare, ma nascono per dare un servizio che senza l'unione non sarebbe possibile dare. Questo come lo valutiamo? In termini economici non c'è valutazione positiva, anzi c'è un aggravio di spesa, stricto iure, ma se poco poco pensiamo a servizi anche essenziali che grazie all'unione si riescono a dare. Quindi altra contraddizione. Poi, andando sempre avanti sul fronte delle contraddizioni, trovo per esempio il modello più vecchio, o per meglio dire più anziano, nel sistema ordinamentale italiano di aggregazione è la comunità montana. Beh, fra comunità montana e unioni io ho trovato un contrasto straordinario. Le comunità montane sono fortemente e intensamente difese dagli addetti ai lavori, vecchi assessori, consiglieri, presidenti, e avversati dall'opinione pubblica, inglobando nell'opinione pubblica anche buona parte del Parlamento e del governo e dei partiti. Le unioni, viceversa, le trovo poco difese dagli addetti ai lavori, ma nell'opinione pubblica, nell'immaginario collettivo, c'è una sorta di sostegno alle unioni, anzi, le invocano, ha creato altra contraddizione esistente. Andando avanti e scendendo alle contraddizioni dei comuni, se proviamo a mettere in una tabella i punti di forza dei campanili e i punti di debolezza, e poi rispecchiandoli con i punti di forza e di debolezza delle unioni, se ci fate caso troviamo che i punti di forza si rendono pari punti di debolezza. È la stessa cosa per i punti di debolezza rispetto ai due sistemi. Mi spiego. L'identità propria è un punto di forza nel piccolo comune, perché quella identità è quella che consente a quel piccolo comune di ritagliarsi una funzione, di andare avanti, di continuare al dispetto e al discarico dello spopolamento. Però un punto di perché non voglio confondere la mia identità con la sua, dove per identità a questo punto dobbiamo metterci dentro varie sfaccettature, come può essere anche l'appartenenza partitica o altro. La stessa cosa è per il rapporto, è stato detto prima, della vicinanza ai cittadini. Il comune è inteso come l'istituzione più vicina alle esigenze dei cittadini, alla domanda dei cittadini. Questo è un punto di forza per il comune e diventa un punto di debolezza per l'unione, che è vista come una cosa mediata. Però se lo guardiamo da un punto di vista un poco più alto, questo potrebbe essere un punto di forza per l'unione, perché nel momento in cui è più distante dal cittadino riesce a essere anche più oggettiva e meno pressata dalla domanda del cittadino, che non sempre va nella direzione della legalità e della legittimità. Questo ce lo dobbiamo dire francamente. Potrei andare avanti, ma questo è un esercizio che può continuare tranquillamente ognuno di voi, essendo degli addetti ai lavori, quindi non devo parlare a estranei e a gente che non sa di cosa stiamo parlando. Altre contraddizioni, lo ha enunciato tranquillamente il professore Fiorino, le forme di finanziamento. Ora, per la varietà di unioni che abbiamo in Italia, anche questo, analisi puntuale e precisa del professore ce l'ha evidenziato, ci porta a concludere che cosa? Che non esiste la formula magica di modalità di finanziamento